Autonomia del Veneto, tutto pronto. Domani a Roma alle 12:30 il Premier Gentiloni riceverà il governatore Zaia ed i colleghi di Lombardia ed Emilia Romagna per la firma della preintesa. Tragico incidente a Due Carrare nel Padovano, muore una giovane mamma, ferita la figlioletta estratta dai rottami dal papà. Un altro incidente mortale nel pomeriggio nel Bellunese. Continua la strage sul lavoro, operaio trevigiano muore ucciso da una pala meccanica in Friuli proprio nel giorno dello sciopero regionale dei metalmeccanici contro le morti bianche. Il caso del prof schiaffeggiato dal padre di un alunno, intervistato dalle Iene, l'uomo ribadisce le sue intenzioni. L'assessore regionale Donazzana chiede di revocargli la patria potestà. Piloni crollati a Venezia dal Ponte della Libertà domenica Fusina ieri pomeriggio, rabbia e polemica nel mirino la manutenzione delle strutture. Il freddo degli ultimi giorni rappresenta una delle ondate di gelo più significative degli ultimi 25 anni per il Veneto, lo dicono i dati dell'ARPAV, attesa per la neve in arrivo giovedì. Trenitalia, siamo pronti. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'autonomia. Domani a Roma alle 12:30 il Premier Gentiloni riceverà i 3 governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna per la firma della preintesa. Sentiamo. Autonomia del Veneto ma anche della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Domani a Roma la firma della preintesa destinata a cambiare i rapporti tra lo Stato e le 3 regioni, un preaccordo che lascia la possibilità di modificare l'intesa con il futuro governo e all'eventuale allargamento della trattativa a tutte e 23 le materie, come chiede a gran voce il presidente del Veneto Luca Zaia. Il pasto normale è antipasto, primo, secondo, dolce e caffè. Se uno è in grado di mangiarli tutti è bene che se li porti a casa tutti, e quindi il menù prevede questo. La Costituzione dice che 23 materie sono delegabili e noi le chiediamo tutte e 23. Una trattativa che si è aperta all'indomani dell'esito del referendum di ottobre e che al momento porta al Veneto le competenze su 5 materie fino ad ora dello Stato e segna soprattutto, anche questo tema molto caro al Veneto, il passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard. Significa in questo documento abbandonare la spesa storica, passare ai fabbisogni standard, significa dar vita a una commissione paritetica, come accade a Trento e Bolzano, tra governo e regione, significa trattare su 23 materie, significa anche ovviamente chiedere la compartecipazione su più aliquote e tributi. La nostra idea è avere competenze, meno trasferimenti da Roma e più tasse che restano qui. Ed ora la cronaca, terribile incidente stradale questa mattina a Due Carrare nel Padovano sulla statale Adriatica. A perdere la vita una giovane mamma, ferita gravemente la figlioletta, tirata fuori dai rottami dell'auto dal papà che era appena sceso dalla vettura per andare al lavoro. Sentiamo. I rottami accartocciati di 3 autoveicoli, così lungo la statale 16 Adriatica all'incrocio di Terradura Due Carrare in questa freddissima mattina di fine febbraio ha trovato la morte una giovane donna, Francesca Masiero, 34 anni, mamma di una bambina di 7. Sono le 7:30, la donna con la figlia in auto ha appena lasciato il marito al lavoro in un'azienda poco lontano e sta partendo per la solita giornata. Francesca Masiero, che viaggia a bordo di una Toyota Aygo, si sta immettendo proprio sulla statale. Forse non vede l'auto, forse il ghiaccio, forse la velocità. La piccola utilitaria investita da una punto Abarth che sta sopraggiungendo in quel momento e viaggia in direzione di Padova. Alla guida un 20enne di Galzignano, carambola sull'asfalto e finisce contro un'Opel Corsa guidata da una donna polesana che sta arrivando dalla direzione opposta. Uno schianto terribile. La gravità di quanto è appena accaduto è chiara a tutti. I soccorsi arrivano tempestivi, la strada viene chiusa. All'incrocio giunge anche il marito della donna. È disperato, tira fuori la figlia dall'auto, poi si sente male. La donna è in condizioni gravissime, per lei non ci sarà più nulla da fare. La bambina è trasportata in ospedale con traumi su più parti del corpo ma non in pericolo di vita. Ferito in modo grave anche il giovane autista dell'appunto. Illesa ma traumatizzata la donna e la guida dell'Opel Corsa. La ricostruzione di quanto accaduto è affidata ai carabinieri. Disagi si sono registrati per buona parte della mattina lungo la statale sulle strade secondarie. Ed un altro grave incidente nel Padovano, questa volta in autostrada, 3 feriti nello scontro tra un camion fermo sulla corsia d'emergenza con dietro il furgone del soccorso stradale ed un mezzo pesante sopraggiunto lungo la A13.
caos alle 9:30 lungo la 13 tra i caselli di Boaremo 16 in direzione di Padova. Un camion era fermo in avaria in corsia di emergenza dietro un furgone officina del soccorso stradale, gli stava prestando assistenza quando, per cause da accertare, i due veicoli sono stati tamponati da un mezzo pesante che sopraggiungeva proprio in quegli attimi. Sull'asfalto è stato il caos. Uno dei due autisti è rimasto incastrato nella cabina. Feriti in modo meno grave anche il conducente del furgone officina e l'altro autista. Sulla strada, rotoli e rotoli di carta, il carico di uno dei due mezzi coinvolti. Immediatamente sono sopraggiunti agenti della polizia stradale, i sanitari del SUEM, i vigili del fuoco da Rovigo e da Este. Difficile per i pompieri estrarre il conducente del mezzo pesante rimasto incastrato tra le lamiere della cabina del camion, che una volta tirato fuori è stato trasportato in ospedale in elicottero. Chiusa l'autostrada fino a mezzogiorno, per gran parte del pomeriggio è rimasta aperta al transito solo la corsia di sorpasso. Ed in questa giornata davvero drammatica sulle strade della nostra regione, un'altra persona ha perso la vita nel pomeriggio in un incidente avvenuto lungo la statale 50 bis Val del Grappa e del Passorolle ad Arsiè, nel Bellunese. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un furgone ed un'auto che si sono scontrati frontalmente. La viabilità diretta verso Feltre è stata deviata temporaneamente sulla rete viaria limitrofa in direzione sud, invece verso Enego il traffico è rallentato e la viabilità potrebbe subire temporanee interruzioni per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti nell'incidente, e gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine ancora non si conoscono le generalità della vittima. Ed un'altra tragedia, questa volta sul lavoro, si è verificata stamattina in una ditta di Bicinicco in provincia di Udine. A perdere la vita, investito da una pala meccanica, un operaio di 54 anni di Maserado sul Piave, nel Trevigiano. Stava attraversando il piazzale interno alla ditta quando è stato investito in pieno da una pala meccanica finendo sotto le ruote. La vittima è Michele Bianco, 54 anni, residente a Maserada sul Piave. L'operaio era dipendente da tantissimi anni della ditta di impianti e aspirazioni industriali Mosole Mion di Candelù. Una tragedia avvenuta questa mattina intorno alle 10:20 presso l'azienda Bipan, che produce pannelli truciolari a Bicinicco in provincia di Udine. Il 54enne ha attraversato proprio mentre in quel momento la pala meccanica stava movimentando il legno. Il dipendente della Bipan, che stava manovrando la pala, non si è accorto e non è riuscito a fermarla. Immediatamente è stato allertato il 112, che è intervenuto con l'elisoccorso, ma per l'operaio trevigiano non c'era più nulla da fare, l'uomo è morto all'istante. Sul posto anche gli uomini dello Spisel e di carabinieri di Palmanova ed il pubblico ministero di turno. La pala meccanica è stata posta sotto sequestro. Da Candelù, appena presa la notizia, sono partiti immediatamente i titolari della ditta Mosole Mion. Sotto shock la comunità dove Bianco viveva assieme alla moglie e al figlio. Al telefono il sindaco di Maserada, Anna Sozza. Come comunità di Maserada siamo veramente rimasti sconvolti da questa notizia, perché è sempre un grande dolore per la famiglia. Ma poi aggiunge: non dovrebbe mai accadere, insomma, quindi una persona che lavora, che esce al mattino di casa, saluta la famiglia, ci si aspetta sempre che ritorni, quindi mi auguro che si faccia chiarezza su questo incidente. La procura ha disposto anche l'acquisizione urgente di documentazione e l'audizione di alcuni testimoni da parte dei carabinieri e degli esperti dell'azienda sanitaria per ricostruire nel dettaglio l'accaduto. Nelle prossime ore sarà eseguito l'esame autoptico. Il procuratore capo di Udine ha detto: dobbiamo stabilire se si sia trattato di una tragica fatalità per cui non è possibile muovere nessun rimprovero di colpa ad alcuno, o se al contrario si potesse pretendere una maggiore diligenza. Purtroppo le cautele per evitare gli incidenti non sono mai troppe. Ecco, Michele Bianco è l'ennesima vittima del lavoro nel nostro territorio, dopo le vittime dei giorni scorsi nel Vicentino e nel Veronese. Proprio oggi la mobilitazione dei metalmeccanici con un'ora di sciopero ed assemblee nelle fabbriche. I sindacati puntano il dito sull'aumento dei ritmi di lavoro. Sentiamo. Più sicurezza sul lavoro, più prevenzione e più formazione. Oggi scioperi e un'assemblea regionale dei rappresentanti della sicurezza già indetta per il 22 marzo. Le richieste sono dei metalmeccanici del Veneto, che per un'ora hanno incrociato le braccia. 4 le ore di sciopero invece del siderurgico in tutta la provincia di Vicenza, che piange il 35enne morto il 22 febbraio alle Acciaierie Beltrame e che soltanto 4 giorni dopo deve ricoverare in gravi condizioni un altro operaio impiegato alla Campo di Calore di Orgiano.
Le tute blu si sono fermate per chiedere investimenti in sicurezza, più formazione e informazione per sviluppare con le aziende una cultura della sicurezza. C'è anche bisogno di ragionare sui ritmi, sui tempi di lavoro che stanno diventando sempre più frenetici e questo è un altro elemento di rischio. Ragionare dunque sull'aumento dei ritmi e della parcellizzazione del lavoro, perché di lavoro ancora si muore. I recenti dati dell'INAIL sono drammatici. Nel 2017 in Veneto hanno registrato una media di 2 morti ogni 5 giorni lavorativi e 335 infortuni per ogni giornata di lavoro. Il 22 marzo se ne discuterà. Un'assemblea regionale dei delegati alla sicurezza di Finpion per il 22 di marzo in cui presenteremo anche delle proposte e delle richieste a tutti i soggetti, gli enti pubblici, gli organi di vigilanza, le imprese. Intanto sul lavoro incombe ancora la crisi. Il sindacato di Vicenza era nelle scorse ore a dibattere la vicenda Omba di Torri di Quartesolo col Ministero per lo Sviluppo Economico per evitare la chiusura dello stabilimento. Ed ora torniamo ad occuparci della vicenda del professore delle scuole medie di Paese aggredito da un padre di un suo alunno. Continua a far discutere l'intervista rilasciata dal papà alla trasmissione Le Iene, nella quale dice di non voler chiedere scusa. L'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan ha chiesto al sindaco che venga revocata la patria potestà alla famiglia. Gli ho dato uno spintone e gli ho detto è così che hai spinto mio figlio. Contiamoci, giusto. Portarlo fuori dalla scuola. Per fare che? Per fare che? Cosa farebbe un padre per suo figlio? David, lo andavi a denunciare, altrimenti va a finire che diventiamo tutti bestie. Ma questo te lo dico perché facendo quello che hai fatto... Indiscriminati e tutto, quindi... E tu che pensi che sta cosa che hai fatto tu aiuta? No, non è che aiuta. Però siccome sono un rom sono sempre discriminato. Tu cosa avresti fatto fuori col professore? Ma sicuramente l'avrei pestato. Poco ma sicuro, l'avrei pestato. Pensa che io, David, ero venuto qui con l'intenzione di farti chiedere scusa al professore per il fatto che gli hai alzato le mani. Lo vedete in tribunale. L'ho fatta a mio figlio, io devo chiedere scusa. A parlare alla trasmissione Le Iene il padre di un alunno delle scuole medie Casteller di Paese, l'uomo che qualche mese fa ha affrontato con il figlio maggiore il professor Giuseppe Falsone. Una vicenda che ben presto ha fatto il giro d'Italia, soprattutto dopo che nei confronti del docente era stato avviato un procedimento disciplinare. Ora a riaccendere la discussione su quanto accaduto nell'istituto trevigiano le dichiarazioni del padre che non intende chiedere scusa per quanto fatto. Parole che hanno scatenato le reazioni sui social e nel mondo politico. L'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan spiega: quei genitori non hanno nessun titolo per educare un figlio e nel bene del figlio andrebbe loro tolta la patria potestà. Ho scritto al sindaco di Treviso, comune nel quale la famiglia risiede, perché attivi i servizi sociali e il tribunale dei minori al fine di allontanare il ragazzo da quel nucleo familiare. Chiedo, continua la Donazzan, che verifichino se ci sono le condizioni per mantenere la patria potestà. Da assessore all'istruzione non posso permettere che tali episodi e tali comportamenti siano sottovalutati e confido nel senso di responsabilità delle istituzioni. Da Casugana arriva immediata la risposta dell'assessore alla formazione Anna Caterina Cabino. Le preoccupazioni dell'assessore Donazzan sono anche le nostre. Non appena abbiamo appreso la notizia abbiamo allertato la nostra polizia locale affinché tramite la procura si informi sulle generalità delle persone coinvolte. Del resto Donazzan sa bene, continua l'assessore Cabino, che le procedure di revoca della patria potestà non possono basarsi su sentito dire o da resoconti giornalistici. La sua lettera sarà senz'altro acclusa agli atti per dare seguito a quanto necessario per trovare una soluzione adeguata a questo gesto da condannare avvenuto in una scuola della nostra provincia. Andiamo ora nel veneziano con la seconda tragedia sfiorata in 2 giorni. Ieri infatti, dopo il pilone caduto domenica sul Ponte della Libertà, un altro traliccio è caduto in un parcheggio a Fusina colpendo 4 vetture. Sentiamo. Vento forte a Venezia, crolla un altro pilone, centrate diverse auto, fortunatamente erano vuote e oggi continuano le indagini. Anche questa mattina si sono avvicendati vigili del fuoco, uomini delle forze dell'ordine per capire che cosa fosse accaduto.
Il fatto, ieri pomeriggio qui a Fusina, al Porto Nuovo, il palo di illuminazione di quasi 30 metri, già barcollante al mattino, ha ceduto al vento che spirava fino a 130 km/h tra le 16 e le 17, perché si è letteralmente spezzato il grosso basamento in cemento armato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, nessuna persona è rimasta infatti coinvolta nell'incidente, che invece ha distrutte le auto in sosta, tutte nuove di zecca, sulle quali è piombato. Il piazzale del parcheggio di proprietà privata sul quale è caduto il faro è utilizzato infatti per parcheggiare le auto nuove che attraverso Fusina, nei pressi della banchina in cui attraccano anche i traghetti per la Grecia, raggiungono i concessionari di mezza Europa. Ed intanto sono stati decisi interventi di rafforzamento della staticità di uno dei piloni stradali sul Ponte della Libertà, decisi dai tecnici di Veneto Strade dopo il sopralluogo eseguito sull'arteria translagunare a seguito del crollo di domenica. Sul ponte tra Mestre e Venezia vi sono 13 portali informativi stradali, 3 dei quali di competenza di Veneto Strade. 2 di questi hanno caratteristiche di fondazione diverse rispetto a quello crollato domenica e non presentano problemi. Uno è invece simile a quello caduto, si tratta di un pilone con la scritta "Benvenuti a Venezia". Da un primo esame visivo non sembra presentare problemi di staticità, ma per evitare qualsiasi rischio e a titolo prudenziale Veneto Strade ha deciso di installare un'ulteriore piastra bullonata da piantare alla base del portale. E continuiamo a parlare del freddo, perché quello registrato in questi ultimi giorni di febbraio rappresenta una delle ondate di gelo più significative almeno degli ultimi 25 anni per il Veneto. Lo rende noto l'ARPAV sulla base degli ultimi giorni caratterizzati da temperature molto basse. In pianura altri periodi di gelo più intensi di questo si sono registrati nel gennaio del 2017, nel febbraio del 2012, nel dicembre del 2010 e tra il 20 ed il 21 dicembre del 2009. In quest'ultimo periodo in particolare si raggiunsero i record di temperatura minima per la maggior parte della pianura veneta, paragonabili in alcuni casi all'eccezionale freddo del gennaio dell'85. Intanto la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per neve da riconfigurare a livello locale in preallarme o allarme a seconda dell'intensità delle nevicate dalla mezzanotte di domani, mercoledì, alle 14 di venerdì 2 marzo. E dopo il caos che si è verificato a Roma per la neve, Trenitalia si appresta ad affrontare questa nuova criticità in arrivo anche sul nostro territorio. Sentiamo. Dopo il caos a Roma, Trenitalia si appresta ad affrontare la criticità anche a nord-est, attivato lo stato di preallerta per neve e gelo sulla base delle previsioni meteo in arrivo dalla mezzanotte di domani e fino alle 14 di venerdì, con la criticità massima prevista per giovedì, vista l'intensità delle nevicate elaborate a livello locale. In queste ore stiamo ragionando sulle eventuali restrizioni di traffico necessarie per far fronte alle avversità. Le previsioni del tempo finali di domani saranno decisive per comunicare alle clientele il piano che attueremo. E in attesa di nuove previsioni, se inizialmente si minimizza sui disagi e ritardi fino a 7, addirittura 8 ore subiti anche a nord-est sulla scia delle difficoltà registrate a Roma. Il piano d'azione è già in atto, nonostante le temperature abbondantemente sotto lo zero, contrariamente a quanto accadeva alcuni anni fa, il servizio è stato regolare, anzi direi quasi di eccellenza. Poi, forse, preso dai rimorsi e certo da responsabilità non sue, il dietrofront e la missione. Questo è il tema di Roma, un tema complicato e difficile da affrontare, non mi sento di giudicarlo. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. TG del Veneto, rieccoci in diretta, parliamo ora di mafia, un pericolo sempre più insidioso soprattutto nel settore dell'economia, se ne è parlato oggi a Vicenza, sentiamo. C'è
C'era una volta la mafia della Lupara e della Coppola, dei piccoli padrini di paese in una società feudale, ma quella è storia. Oggi la mafia è un'altra cosa, ha altri interessi, ha altri obiettivi. La criminalità organizzata è diventata manageriale, punta ai grandi business e i boss sono colletti bianchi. Il loro habitat è la finanza, l'economia, che dovrebbe essere il motore produttivo del paese e invece ha delle scorie, anche qui a nord-est. La cosa di cui dobbiamo essere coscienti è che questi affari sono possibili perché anche in territorio veneto ci sono pezzi di imprenditoria, pezzi del mondo delle professioni che svolgono servizi e cercano i mafiosi per fare affari con essi. È una minoranza, ma è importante trovarla, è importante espellerla per fare spazio all'imprenditoria sana. Abbiamo ricostruito le sentenze e le operazioni di mafia nel centro-nord Italia dal 2005 al 2014 e ne abbiamo recuperate 120, che vuol dire di media uno al mese. Un quarto dei soggetti che sono stati condannati in realtà non è condannato per i reati tipici, no? La pistola, la droga, lo spaccio, le armi, la prostituzione, è condannato perché amministratore o proprietario di aziende che supportavano e davano una mano alle varie organizzazioni criminali. Il Veneto possiamo dire che è una comunità da un punto di vista economico e sociale ancora sana, ma non è esente da questi fenomeni di infiltrazione, quindi bisogna mantenere la guardia molto alta e anche le istituzioni devono dotarsi di strumenti soprattutto di prevenzione e di diffusione della cultura della legalità. Cultura della legalità. È necessario vaccinare la società dal virus della mafia. Così nascono seminari come quello di oggi a Verona, finanziato dalla Regione Veneto e gestito da Avviso Pubblico, rivolto alle polizie locali, agli amministratori, ai cittadini. Tutti devono sapere, perché solo la conoscenza è nemica dell'ignoranza, della violenza, della criminalità. Il fine di questi corsi è molto importante, significa divulgare conoscenza corretta dei fenomeni e portare a conoscenza dei nostri amministratori veneti buone prassi messe in atto in territori dove già questo fenomeno si è presentato, perché vorrei ribadirlo che è possibile affrontare questi fenomeni e anche sconfiggerli. Ed ora la politica, gazebo di Italia agli italiani questa mattina a Treviso, sentiamo. I punti cardine vengono riassunti già dalla lista Italia agli italiani, cioè tutto il nostro programma ruota intorno agli italiani, ossia la sovranità, l'identità e per quanto riguarda poi tutti i servizi che ormai non vengono più dati ai cittadini. Ultimi giorni per Gazebo e Volantina AG ribadiscono i punti cardine del proprio programma elettorale. I candidati di Italia agli italiani, lista di estrema destra che unisce Forza Nuova e Fiamma Tricolore, e nel dibattito sui temi caldi della campagna elettorale non può non entrare a Treviso quello sulla volontà dell'amministrazione comunale di vietare gli spazi pubblici a chi non si professi esplicitamente antifascista, antinazista e contro il razzismo, iniziativa che suscita la reazione dei rappresentanti della lista. Cosa significa mettere una firma per dichiararmi antifascista? Il pensiero è il mio e io chiedo le piazze pubbliche per portare avanti il nostro programma. D'altronde stiamo qui a fare gazebo, la questura non ci ha mai dato nessun esito negativo a farlo e d'altronde lo vede anche lei, siamo qui molto tranquillamente e quali rigurgiti neofascisti. Voi siete antifascisti? Noi siamo per la sovranità, per l'identità e per la socialità, quindi se essere per la sovranità e essere identitari significa essere fascisti, siamo fascisti. Se uno invece ci vuole appioppare tutte le cose negative, le negatività che sono state dette fino ad oggi sul fascismo, siamo antifascisti. E di politica torneremo a parlare questa sera 20:10, subito dopo i TG, con Lucio Gomiero di 10 volte meglio ed Enrico Schenato del Movimento 5 Stelle. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Prosegue un tempo asciutto e stabile sulle Triveneto, con qualche nube ma anche con ampi spazi soleggiati. Nel dettaglio la situazione di mercoledì 28 febbraio.
Sul Veneto a prevalere sarà un tempo stabile, qualche nube in più su Trevigiano, Bellunese, Padovano e Vicentino, mentre altrove non mancheranno ampi spazi soleggiati, al massimo con poche nubi sparse. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra -5 e -2 gradi, massime fredde tra -1 e 2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e stabile, ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso, ma con qualche addensamento in più sul Pordenonese. Temperature gelide con minime tra -4 e -9 gradi, massime tra lo 0 e 1 grado. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Cielo molto nuvoloso o coperto sul Trentino, qualche spazio soleggiato in più altrove. Vediamo anche in questo caso le temperature saranno molto fredde con minime tra -6 e -3 gradi, massime tra lo 0 e i 4 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.